Se uno passa di qua magari ancora no, però quando arriva vicino come si dice qua, al pilone, ti cade giù un pezzo nella testa, penso tu sia stecchito, insomma, in poche parole. Giusto? Penso di sì. C'è grande preoccupazione tra i residenti della località San Fris per i pezzi di cemento dei piloni dell'autostrada Alemagna che vengono giù. Sono caduti già calcinacci, da terra si vedono i ferri delle armature. Una situazione preoccupante documentata dalle nostre immagini. È molto pericoloso, perché io quando passo di là ho paura, insomma, sto attenta, guardo su se c'è qualcosa in movimento e via. Ma è un pericolo per tanti, per tutti quelli che passano là, insomma. Dovrebbero il comune o chi per essi che devono guardare, insomma, queste cose. Ci sono i ferri che si vedono, fra poco mi cadrà giù anche l'autostrada, sì, perché vedo che è abbastanza ridotto quei piloni là, insomma. Il comune ha posizionato delle transenne per proteggere in qualche modo uno dei piloni lesionati, transenne che sono lì da mesi senza che nessuno faccia niente. 8 mesi. È transennato in quel modo? Sì, sì. Di sicuro? Ma non si è visto nessun operaio? No. Una situazione che preoccupa per le possibili cadute mentre si passa sotto i piloni, che non fa dormire per i continui rumori causati dai giunti a tutte le ore. Ci sono i rumori che danno fastidio, magari se non sei a casa non ti accorgi, però quando sei a casa ti senti questi rimbombi di camion che passano, macchine. Potrei anche mettere a posto tanti anni che è così. Insomma, i piloni hanno un aspetto poco rassicurante per le persone che vivono al di sotto e nelle vie circostanti. Danno paura e inquietudine. Hanno messo quella rete rossa là, che è da 3 anni che è là, che col vento la butta giù, la tornano a mettere su, ma non fanno niente, non è giusto. Un bel posto così che vengono tutti a passeggiare, a vedere questo posto, mi dicono che è bello, però è molto trascurato, insomma.